Ho preparato le reginelle siciliane, dei biscotti buonissimi, tutti ricoperti di sesamo. Biscotti fragranti e asciutti, perfetti anche per l'inzuppo. Quella che dobbiamo fare è un po' la classica pasta frolla da panificio siciliana, quindi gli ingredienti sono più o meno sempre quelli. La farina, questa è una 00, ma se avete la possibilità di usare ad esempio una farina di Maiorca, quella che in Sicilia si usava in passato, vi consiglio quella. Dello zucchero, un uovo, un po' di latte. Lo strutto, so già che me lo chiederete, potete sostituirlo con la stessa quantità di burro, ma anticamente si usava sempre lo strutto, sia a casa che nei panifici. Un pizzico di sale, un po' di vanillina e la scorza di un limone o di un'arancia, in base a quello che avete a casa, per aromatizzare. Come agente lievitante ne servirà poco, ma vi consiglio l'ammoniaca per dolci. Anche questa si usava spesso anticamente, oggi si continua ad usare. Se proprio non la amate tanto, potete sostituirla con il lievito per dolci. E ovviamente non possono mancare i semi di sesamo che andranno a ricoprire tutta la superficie dei nostri biscotti, donandogli un aroma un po' tostato, veramente caratteristico e piacevole. Iniziamo subito ad impastare gli ingredienti, ma prima vi ricordo che le dosi esatte di tutti gli ingredienti le trovate sempre nel box in descrizione sotto il video. Prepariamo l'impasto mettendo insieme prima tutti gli ingredienti secchi, quindi la farina, lo zucchero, la vanillina, l'ammoniaca per dolci che ci darà biscotti molto più friabili, un pizzico di sale e la scorza grattugiata del limone o, se preferite, di un'arancia. Una mescolata e aggiungo lo strutto. Adesso pizzico con le dita per far assorbire lo strutto e ottenere un composto fatto di piccole briciole, quindi sabbioso. Aggiungo adesso l'uovo, sciacquo le mani e inizio ad impastare incorporando a poco il latte. Man mano lo strutto ci aiuta a legare gli ingredienti e anche il latte, però il latte lo mettiamo a poco, anche perché dobbiamo regolarci di volta in volta in base anche alla farina utilizzata, la quantità può leggermente variare. Dobbiamo comunque ottenere un composto abbastanza compatto, non troppo morbido, visto che dobbiamo lavorarlo energicamente anche per capire quando la consistenza raggiunta è quella giusta, è meglio spostarci sul piano di lavoro. Vedete che comunque è già morbido, quindi attenzione a non aggiungere troppo latte solo perché ci sembra scomposto. Va solo lavorato bene per diventare liscio e compatto. Avete visto che alla fine l'impasto si fa davvero in pochissimi minuti, quindi non abbiamo scuse, anche perché questi sono biscotti che si conservano tranquillamente per tanti giorni, chiusi in un contenitore ermetico, quindi possiamo farne a volontà, è bello anche regalarli e non richiedono né tanto tempo né tanta fatica. Vedete che ho già ottenuto una frolla liscia, morbida quanto basta, ma per nulla appiccicosa. Faccio riposare l'impasto per qualche minuto, 10-15 minuti. Lo copro per non asciugarlo in superficie e nel frattempo posso preparare l'occorrente per proseguire con la ricetta. In una ciotolina preparo dell'acqua che servirà per bagnare velocemente i biscotti, così da far aderire bene i semi di sesamo, e poi serviranno appunto i semi di sesamo. Questi biscotti, le reginelle, che sono conosciuti e apprezzati in tutta la Sicilia, sono però particolarmente amati nel palermitano. In altre città vengono chiamati anche inciminati o biscotti cucimino, perché cimino in lingua siciliana indica proprio i semi di sesamo. La pasta si è riposata, continuiamo con la ricetta. Prelevo
porzioni piccole. Da queste ricavo un filoncino. Non deve essere troppo spesso, anche perché i biscotti in forno cresceranno. Ricaviamo adesso porzioni lunghe circa 6 cm. Per permettere al sesamo di aderire meglio, possiamo decidere di bagnare velocemente con l'acqua il biscotto e possiamo già mettere in teglia. Bagno il biscotto con la mano sinistra, ma poi lo passo nel sesamo con la destra che è ben asciutta, perché è meglio non bagnare troppo appunto il sesamo, altrimenti si rovina, e così riesco a fare un lavoro più pulito. La prima teglia è già pronta per andare in forno. Allora provo a farli un po' più piccoli, un po' più sottili, così che possano benissimo entrare anche in un bicchierino da liquore. E vi do anche un altro suggerimento. Usiamo poco sesamo per volta, perché a furia di passarci i biscotti bagnati con l'acqua si inumidisce e poi non attacca più molto bene. Quindi una volta che è umido e pochino lo metto da parte e lo sostituisco con dell'altro sesamo. Ho già sfornato i primi biscotti, molto profumati. Allora, hanno cotto in forno statico a 190 gradi per una ventina di minuti. Regolatevi sempre in base al vostro forno. In ogni caso acquisteranno la consistenza giusta una volta freddi, quindi induriranno. Voglio dirvi anche un'altra cosa: se vogliamo conservarli per più giorni con una certa fragranza e croccantezza, possiamo, una volta che saranno tutti cotti, rimetterli tutti insieme di nuovo in teglia e riportarli in forno cuocendoli magari ad una temperatura più bassa, ad esempio 160 o 150 gradi, ancora per qualche minuto, così da stringere ancora di più l'impasto. Vediamo già la differenza tra la prima e la seconda infornata, che ho voluto fare un po' più sottile. È solo una questione di gusti, magari da pucciare sono meglio questi più sottili e quindi facili anche da mettere dentro il bicchierino, mentre questi più paffuti sono comunque piacevoli da gustare. Scegliete voi le dimensioni. Vediamo insieme la consistenza delle reginelle o biscotti Regina. Biscotti fragranti e asciutti, perfetti anche per l'inzuppo. Non vedo l'ora di gustarli insieme ad un ottimo marsala siciliano. È proprio così che ci piace concludere una cena tipicamente siciliana.